Oggi la Giunta regionale, Assessore Telesca, ha definito la prima tappa sul progetto già annunciato di odontoiatria sociale. Di cosa si tratta? E poi ci sono anche delle altre novità in termini di appropriatezza. Beh sì, oggi è una delibera importante perché ha due funzioni. Uno, di anticipare quello che sarà il progetto di odontoiatria sociale, stabilendo già alcune regole sulle prestazioni odontoiatriche che si possono fornire ai cittadini esenti da ticket o con una parte di compartecipazione della spesa. L'altro aspetto è che era assolutamente necessaria perché il decreto appropriatezza che in questi giorni è uscito ed è in applicazione nelle aziende sanitarie e riguarda le prescrizioni dei medici. Stiamo parlando di un decreto statale. Un decreto ministeriale che, come sapete, ha creato anche diversi problemi e peraltro è in parte anche contestato. Anche noi, io in particolare con alcune regioni, abbiamo chiesto che venga modificato per rendere più agevole il sistema delle prescrizioni, perché è corretto che le prescrizioni siano appropriate, ma bisogna farlo in modo chiaro e non mettere in difficoltà i medici di famiglia in particolare, che in questo periodo stanno chiedendo alcune modifiche. Questa delibera nostra di oggi cerca di fare chiarezza per la parte che riguarda l'odontoiatria, perché stabilisce quali sono le fragilità sociali e sanitarie. Praticamente spiega quali sono le persone che hanno determinate patologie e quindi non lo so, disabilità, trapiantati, di diversi tipi di malattie che hanno diritto alle cure, e anche le persone che sono invece in fragilità economica hanno diritto alle cure che sono quelle al di sotto di un ISEE di 15.000 euro.